Sì, è vero, dicono che il caffè è stato inventato da qualche altra parte, sì, dicono che esistono tante città dove il caffè è eccezionale, però lo dico sul mio onore. Come prendo il caffè a Napoli, io non l'ho preso in nessun altro posto del mondo, perché a Napoli l'espresso del bar, come devo dire, è una sinfonia di Wagner, è una mazzata sulla cervice, ti senti proprio, come devo dirti, il sangue tornare a circolare nelle vene. Il caffè napoletano, signori miei, fa risorgere i morti. Sì, è vero che Napoli arriva tardi al caffè, c'erano già a Vienna le coffee house, a Parigi i Gran Caffè sui boulevard parigini, però noi abbiamo recuperato il ritardo grazie alla competenza dei torrefattori, dei tostatori napoletani, perché Napoli era città di porto, disponeva di tante qualità di caffè che provenivano da ogni angolo del mondo e quindi sì, la robusta, l'arabica, ma per ogni qualità di caffè, tanti paesi di provenienza, Centro America, Sud America, l'Africa. Tutta questa disponibilità fece sì che i tostatori napoletani diventarono i migliori al mondo nel realizzare le miscele, il blend, come dicono gli americani. Sì, e qui siamo nell'ultima torrefazione tradizionale, dove c'è l'ultima macchina di tipo tradizionale del centro antico di Napoli. Una macchina, pensate un po', che era nata addirittura per funzionare a legna, cioè esiste ancora qui lo sportellino, però poi negli anni successivi la famiglia Maione, che gestisce quest'ultima torrefazione, ha fatto l'impianto a gas. Era complicato col legno gestire la temperatura perfetta e si rischiava che il caffè venisse una volta crudo e una volta troppo cotto. Col gas la temperatura è più costante. Il torrefattore decide la perfetta miscela, le giuste quantità di caffè, della diversa qualità e delle diverse provenienze. Con la penna comincia ad aspirare dai sacchi e tutto viene posizionato in questo imbuto superiore. Tutto è pronto per partire, le quantità ovviamente sono ricette segrete, ricette di famiglia che vengono custodite da generazioni e generazioni. Quando la macchina raggiunge la temperatura perfetta, anche questo è un segreto, viene aperto il rubinetto e tutto naturalmente va nell'abbrustolitore, la macchina comincia a lavorare, qui il tempo è velocissimo, non si può perdere tempo, 18-20 minuti, questo lo posso dire, a 200 gradi circa il caffè comincia a lavorare. Ma quando è il momento giusto per smettere? E qui c'è tutta l'esperienza del torrefattore. Si mettono in moto tutti i cinque sensi. L'odore, bisogna capire l'aroma, l'udito, perché i chicchi cominciano a scoppiettare. Insomma, i sapori, la vista naturalmente, perché è possibile aprire il rubinetto e verificare il livello di cottura. Signori miei, solo il segreto del grande torrefattore realizza il caffè perfetto. Quando il momento è arrivato bisogna interrompere d'improvviso e quindi verrà aperto il rubinetto e tutto il caffè cade velocemente all'interno della vasca di raffreddamento. Il caffè deve essere raffreddato, la cottura deve essere perfetta e uniforme. Un'arte antica imparata da generazioni. Ora direte, vabbè, ora comincia la vendita. No, niente affatto. Il caffè è stressato. Sa dal repusà e viene messo nelle case di riposo, in questi grandi contenitori, dove rimane quei 5-6 giorni per essere pronto perfettamente alla vendita. E poi dopo qualche giorno il caffè è naturalmente pronto per la vendita. Nella torrefazione il caffè di solito si acquista in grani, ma naturalmente non tutti hanno il macinino a casa. La fantasia del torrefattore è enorme, tipo Brasile, Eureka, Guatemala, tipo casa. Insomma, qui c'è il vero caffè napoletano tostato direttamente nel centro storico di Napoli. Sì, è vero quello che volete voi, i paesi di provenienza, la qualità dei caffè, Omanag, il torrefattore dei fratelli Maione, insomma, ma alla fine lo sapete, il caffè è anche un momento di convivialità, un momento di sapore, ma soprattutto è un momento di aroma. O Calendario Napoli 2026, il calendario della napoletanità. Ogni giorno un cartello di Pasquale De Stefano, detto Pasquale Numarare, e un motto napoletano commentato sarcasticamente da Amedeo Colella, che sono io. O Calendario Napoli 2026, perché i ritti antichi non falliscono mai.